Ben ritrovati cari amici, è un nuovo appuntamento di Radio Chef. Allora, l'avete sentito il freschino dell'inverno che è arrivato in questi giorni? Sicuramente io e Maria lo abbiamo sentito. Buongiorno Maria. Sì, l'abbiamo sentito proprio tutto. Ce lo stiamo godendo al 100%, contando i giorni che mancano all'estate, ovviamente. Sì, è la primavera, che però il sole, devo dire, è caldo e quindi già un po' ce la fa presagire. Sì, è vero, si sta bene sotto il sole. Il problema è quando poi devi camminare, devi cambiare percorso, girare a destra e andare nella parte completamente all'ombra e sinceramente lì proprio si fa sentire quella cosa frizzante. Sì, quando c'è la bora è ancora più frizzante. Esatto. Per fortuna però questi giorni, già che non c'è, anche se le temperature non sono tanto aumentate, sembra veramente quasi di essere in primavera. E come ci riscaldiamo? Con una buona minestra, e infatti sarà quello il tema di questa puntata di oggi. Parleremo un po' di zuppe e di minestre della tradizione del Friuli Venezia Giulia. Voglio iniziare con una ricetta che secondo me alcuni ascoltatori riconosceranno e sicuramente ricorderanno magari della nonna che lo preparava o la mamma quando erano piccoli, ed è una ricetta proprio tipica del Friuli Venezia Giulia che si fa con 2 ingredienti principali, ma anche soltanto con uno, che sono la zucca e la farina di mais. Qui a Trieste comunque la si prepara a volte anche soltanto con la farina di mais bianca, il semolino. Comunque la minestra è lo zuff o zuff o pestarelli, insomma ha diversi nomi, e in friulano vuol dire proprio miscuglio, ovvero un primo piatto semplice che arriva dall'antica tradizione contadina del territorio. Un tempo lo si mangiava molto spesso e anche a colazione, è molto utile soprattutto nelle fredde mattinate di inverno. Allora, come lo prepareremo? Prenderemo 250 g di zucca gialla, farina di mais per polenta 250 g, 500 ml di latte, 50 g di burro e sale quanto basta. Inizieremo lessando la zucca sbucciata in pezzi in acqua bollente salata per 20 minuti, poi la scoliamo e la passiamo col mixer ad immersione in modo da ottenere una purea. Andremo quindi a versare nel paiolo l'acqua di cottura della zucca, scioglieremo il burro e poi verseremo a pioggia la farina di mais. Faremo cuocere a fuoco medio per circa un'ora. A metà della cottura andremo a incorporare la polpa della zucca cotta, mescolando per amalgamarla. Infine divideremo la crema ottenuta in ciotoline in monoporzione e serviremo coprendo con del buon latte tiepido. Oppure insomma potete anche crearla nella versione per bambini, per esempio col semolino, un po' più dolcina, ed è un'ottima ricetta anche per i bambini piccolissimi per iniziare lo svezzamento. Tu l'hai mai provata, Maria? Io ho una ricetta un po' diversa, nel senso a casa mia si preparava con la farina di semola e il latte. Quindi sì, esatto, sì. Forse è una variante. Questa variante forse più della zona di Trieste, però così sì, l'ho sempre mangiata e da piccola con anche un bel cucchiaio di Nutella dentro. Ah sì, addirittura. A me piaceva tantissimo perché quando rimaneva un po' più solida col cucchiaio ci facevo tipo delle formine, facevo le costruzioni. Ecco, però insomma un piatto molto buono che forse dovremmo anche a volte riproporre, no? Perché devo dire che adesso io lo mangio meno spesso, ma questa anche è perché è così idea. Semplice, così pochi ingredienti che fa bene sia al portafogli che al nostro insomma. Sì, hai ragione, soprattutto al portafogli. Sì, esattamente, soprattutto D'altronde, anche alla nostra velocità, perché a volte abbiamo poco tempo e quindi è perfetta per essere preparata anche all'ultimo minuto, quando non si ha niente da fare, si ha solo la farina di semola lì. Esatto, d'altronde insomma queste ricette, queste minestre erano pensate proprio per questo, no? Per creare dei pasti nutrienti con poco, ma anche ad esempio per riciclare e riutilizzare, come la famosa Iota. Se avete un po' più di tempo in questo caso, perché vi servirà qualche minutino in più, la potete preparare. È una ricetta classica, una minestra a base di fagioli, crauti e patate, tendenzialmente invernale, ma secondo me si può mangiare tranquillamente tutto l'anno, perché a volte c'è il problema di quando si arriva a Trieste. Qual è il piatto tipico? Beh, sicuramente la Iota è presente anche nella tradizione culinaria, soprattutto carsolina, goriziana e giuliana in generale. Tra le principali differenze delle varianti ci sono l'utilizzo dei capuzzi garbi, ovvero quelle listarelle di cavolo cappuccio fermentato, e la presenza anche di una componente data dalla carne di maiale. Rappresenta questo piatto che ha suscitato negli anni tante diatribe in merito anche alla rivendicazione della sua origine, della sua paternità. Infatti si trova anche nella cultura gastronomica friulana e carnica, caratterizzata però dalla presenza delle rape acide in sostituzione dei crauti, quindi è una ricetta un po' diversa. Quella invece classica, che questa volta riprendiamo anche dal sito turismofvg.it, dove potete trovare un
po' di curiosità. Infatti, ad esempio, è un piatto molto versatile, la iota magra del venerdì santo, in cui si sostituiva la carne di maiale con un soffritto di olio, farina e aglio, quindi potete anche crearla in versione magari vegetariana, perché no? Tra gli ingredienti vi serviranno 250 g di fagioli borlotti, 200 g di patate, 150 g di cavolo cappuccio, 100 g di cotenna, 40 g di lardo, 2 salsicce fresche, 2 spicchi d'aglio, 3 foglie d'alloro, una spruzzatina di cumino, sale e pepe. Andrete a lasciare i fagioli in ammollo per almeno una notte, questo è un passaggio fondamentale. Poi sbollentate le patate in una pentola d'acqua per 40 minuti e a parte preparate un trito di lardo e aglio da far soffriggere a fiamma dolce, a cui si andrà poi ad aggiungere il cavolo cappuccio tagliato a listarelle insieme alle salsicce sgranate a pezzetti. Poi, terminata la cottura, unite tutte le preparazioni in una pentola e portate avanti la cottura ancora per circa 10-15 minuti. Si passa metà del contenuto al mixer in modo da creare un composto un po' più denso e si riunisce il tutto poi pronto per essere servito bello caldo, accompagnato da qualche crostino caldo. E perché no, gli amici di Turismo FVG consigliano un bel bicchiere di Terrano, questo vitigno autoctono a bacca rossa del Friuli Venezia Giulia, appartenente alla famiglia dei Re Foschi. E quindi noi chi siamo per andare contro anche a questa tradizione? Direi che è perfetta per riscaldare un po' gli animi e dare un po' anche di corposità, di ricchezza a questo inverno ancora bello inoltrato, così freschetto. Beh, le cose che ti fanno piacere anche l'inverno sono queste. E allora un'altra variante, insomma, che un po' ci ricorda la iota, ma che fa parte veramente della tradizione proprio del Carso, ma anche dell'Istria slovena, è la famosa minestra di bobici. Dovete sapere che la nostra Maria non sapeva, dopo tutti questi anni che vive da queste parti, che i bobici sono, lo sapete, sono i chicchi di mais. Vediamo anche dalla foto nella nostra diretta che i fagioli in questa ricetta ci sono. Sì, quindi... sì, esatto, perché è una minestra proprio di fagioli a cui si aggiungono questi chicchi di mais. Quindi ho sempre pensato che l'ingrediente principale fossero i fagioli e quindi li associavo. Sì, ok. Così comunque questa minestra molto speciale si faceva in particolare nei mesi di agosto e di settembre, quando uno dei suoi ingredienti era fresco. Ma che cos'è questa minestra? Beh, intanto i bobici in sloveno sono proprio i chicchi di mais, come dicevamo, ma in generale indicano un po' tutti i cereali. Infatti, ad esempio, si può trovare questo piatto ed è molto buono, ve lo consiglio, anche fatto con l'orzo. Non so se l'hai mai provato, io sì, ed è veramente buono, vi consiglio di provarlo. Di solito è un piatto estivo, non l'avreste detto, e si prepara appunto tra agosto e settembre, nel periodo proprio del mais. Si aggiungono poi le patate, i fagioli, di solito borlotti, sempre appunto di stagione in quel periodo. Per tutti questi motivi la minestra di bobici non manca quasi mai in occasione della festa dell'Assunta, ovvero Ferragosto, 15 agosto, quando tutti gli ingredienti principali sono freschi nel pieno della loro produzione, ma la si trova molto spesso anche nei mesi invernali e lo si fa sempre con il mais e magari i fagioli secchi. Ne esistono due versioni, una appunto è quella del Carso e del Triestino. È più diffusa la versione vegetariana soprattutto, mentre in Istria e in Slovenia la si fa soprattutto con la pancetta e il prosciutto cotto, che nella zona non manca mai, ritenuto veramente fondamentale per dare un po' di sapore al piatto, anche solo nel soffritto. Insomma, è un piatto molto nutriente e completo che piace a tutti, anche ai bambini, ed è detta anche, pensate, la minestra del cuore, ovvero la minestra che più ricordiamo dall'infanzia. Ai buon gustai attenti, non sarà ovviamente sfuggita questa somiglianza proprio con la iota. Diciamo che potrebbe essere una versione più semplice senza appunto il cappuccio, oppure senza il kraut, oppure senza la bruvada, come dicevi tu prima. Quindi una minestra che è facile da fare. Adesso vi ho svelato che non è nemmeno solo invernale, però per scaldarci d'inverno fa sicuramente piacere mangiarla, è anche bella nutriente, ad esempio anche facile da portare, perché la iota, come questa minestra, alla fine anche quando sono lì da un paio di giorni rascaldate è ancora più buona. Chi l'ha detto che la minestra riscaldata non è buona? È anche più buona. È vero, a volte è più buona che bella, però provare per credere, così andate a sperimentare. Poi vabbè, le minestre rappresentano un po' un comfort food, quindi quello che ci piace mangiare. Ad esempio, quando entri nel ristorante c'è la zuppa, la minestra del giorno, ti viene quella voglia un po' di scoprire ma che tipo di minestra, che tipo di zuppa è, e così vai anche a scoprire un po' le tradizioni dei vari ristoranti che magari trovi in giro per il territorio, e anche se si segue la stagionalità in questo modo, che è importante.
Esatto, e poi c'è il calore della zuppa che comunque ha sempre un effetto terapeutico e antinfiammatorio. Il calore è uno dei primi strumenti che ci aiutano a affrontare un dolore di qualsiasi tipo e anche per farci sentire un po' meglio. E a proposito degli ingredienti, se li volete recuperare sempre di stagione, freschi, magari chilometro zero, li potete trovare facilmente andando a fare la spesa ai supermercati Bosco di Trieste, dove trovate tantissimi prodotti, quelli di cui abbiamo parlato, un vario fornito reparto macelleria e salumeria, ma anche proprio tra i salumi, i formaggi, la produzione di latte fresco e molto altro trovate proprio prodotti che vengono proprio dalle aziende del territorio, dal Carso triestino a chilometro zero, ad esempio gli yogurt, i formaggi, oppure dalle nostre montagne. Ci sono tantissimi prodotti che arrivano direttamente da lì. E poi ci volete aggiungere il prosciutto cotto, la vostra minestra di bobici, il gioco è fatto, tagliato tagliato a mano anche per un veloce panino, una sana merenda insomma pomeridiana. E poi veramente tantissime altre proposte che potete trovare ai supermercati Bosco nel settore del fresco e del chilometro zero, perché ricordo che così, diminuendo la filiera, non solo andrete a inquinare di meno, sarà più conveniente e darete una mano proprio al nostro territorio. E poi lì ci trovate tutti gli ingredienti triestini doc, ma anche da tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi non potete sbagliare se dovete preparare le vostre minestre, le vostre zuppe o comunque i vostri piatti tipici. Andate sicuramente proprio nel posto giusto. Trovate il punto vendita più vicino a voi, come abbiamo visto anche sul sito gruppobosco.it e sulle pagine social, dove condividono anche tante curiosità sui loro prodotti, che è sempre così bello seguire. Ma andando un po' più avanti, perché già iniziamo a pensare, non so, vedo tantissimi articoli che dicono adesso il ponte più lungo del 2025 per festeggiare in tranquillità. Per quello dovremo aspettare aprile, perché ho scoperto che va dal 25 aprile fino al 1 maggio, con pochi giorni insomma di ferie tra virgolette. C'è questo ponte che si può creare lunghissimo. Ma la prima festa che arriva e che è già iniziata è quella del carnevale. Barbara, io so che tu sei una grande appassionata anche di questo momento dell'anno. Beh, a parte il freddo. Sì, beh, dipende, a volte abbiamo anche un po' più caldo. Poi quest'anno il carnevale comunque sarà ai primi di marzo, quindi la prossima settimana ci tufferemo nel cuore di questa manifestazione, che poi viene vissuta anche in modi diversi nella nostra regione. E allora, se avete deciso già di portarvi avanti e preparare tutto quello che vi serve per il vostro carnevale, o magari partecipate a qualche piccola sfilata, quindi avete bisogno di creare qualcosa di nuovo e divertente, o piccola o anche tra le più grandi, come quella che c'è in questi giorni, l'Eurocarnevale tra Trieste e Gorizia, scegliete voi dove andare a prepararvi. Esattamente, e allora vi serviranno tutti gli strumenti per il fai da te. Prima di tutto non può mancare una forbice, un utensile. Sì, un utensile, ma soprattutto le forbici se dovete fare i sarti, un taglierino, eccetera, affilatissimo. E poi ovviamente a carnevale ci si riunisce, si fa festa, di solito si portano i dolci tipici, ma anche i salumi, e allora bisogna tagliarli adeguatamente, quindi affilare anche i nostri strumenti di cucina, dove ovviamente da Fila Utensili Natisone, dove trovate tutto per la vostra hobbistica, ma anche il taglio professionale naturalmente. E se per voi invece questo è il momento dell'anno in cui prendervi cura del vostro giardino, potare magari qualche arbusto, sistemare la siepe eccetera, anche lì troverete quello che sono gli strumenti più adatti per voi, per tagliare, ma anche ad esempio per far affilare quelli che già possedete. Affilautensili.com, il sito per avere tutte le informazioni, scoprire che cosa vi propone Affila Utensili Natisone, dal fai da te, la filatura, all'hobbistica, alla ristorazione e molto 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 altro. Beh, questo è bello. Tu hai già scelto il tuo costume per quest'anno? Te lo chiedo. Non ho ancora pensato, devo dire, però anche io sono un po' indietro, quindi possiamo ancora pensarci e magari prepararlo nel fai da te quest'anno. Esatto. E invece chi ci pensa sempre al carnevale ormai da anni, da tradizioni, da famiglie, da generazioni, è la comunità di Sappada, dove il carnevale è proprio una festa bellissima da festeggiare ed è ricca anche di queste maschere della tradizione tutte fatte in legno, che potete andare a riscoprire proprio in questo periodo, ed è il bello anche di seguire tutto quello che il filone di quello che succede in Friuli Venezia Giulia. Sappada è veramente il luogo del carnevale. C'è Monfalcone che lo festeggia da 141 anni, a Muggia si festeggia da 71 anni, ma Sappada veramente ha una tradizione lunghissima. Ve ne parleremo più nel dettaglio anche la settimana prossima, andando a scoprire il dietro le quinte delle maschere del carnevale, ma intanto potete godervi il gusto di questo periodo, perché ad esempio alla gastronomia alimentare Cardis di Sappada, dato che a noi piace prepararci in modo anche bello
ricco quando si parla di giornate fredde, di neve e di carnevale. Ci sono già i crostoli e potete andarli a prendere, gustosissimi, fatti a mano, preparati al momento, pronti proprio per voi, per portarvi a casa anche un po' di dolcezze. Anche lì trovate tantissimi anche piatti della tradizione che proprio in questi giorni stanno dando il loro gusto, il loro lato migliore, quindi perché non andarli a provare? Potete anche prenotare quello che vi piace di più, chiamate la Gastronomia Alimentari Cardis, ve lo fate preparare e lo portate direttamente nel vostro appartamento, a casa, oppure vi fate preparare un panino per una passeggiata. Insomma, trovate veramente tutto. Guardate che bei crostoli anche che ci presenta la Gastronomia Alimentari Cardis. Li trovate sulle loro pagine social oppure nel cuore di Sappada, per andarne a prendere uno, come avrei voluto fare io adesso dalle nostre immagini della diretta. Buoni, hai ragione. Poi a Sappada c'è questa tradizione veramente lunga del carnevale, è molto vissuta e particolare. E però insomma ci sono anche delle tradizioni in altri periodi dell'anno che vengono da luoghi vicini della nostra regione, ma c'è anche il piacere di approfittare delle giornate di carnevale, magari della pausa per chi magari non ama la manifestazione, per fare delle belle passeggiate in montagna, sciare, una ciaspolata, vedere paesaggi fantastici, dove ma naturalmente da David Camporosso, dove c'è benvenuta. David completamente rinnovato, si è ingrandito e anche a livello funzionale vi offre spazio per un pranzo veloce, una merenda, una pausa caffè o dolcetto. Insomma, vabbè, è un punto fermo a cui non si può assolutamente rinunciare. Quando si passa nei dintorni, diciamo che la tappa da David è obbligatoria. Vi tratteranno come sempre con grande familiarità, vi sentirete un po' a casa, ospiti a casa appunto di qualcuno, trattati bene, ma soprattutto mangerete cose buonissime per qualsiasi esigenza, sia il panino da portare via per fare la vostra escursione, oppure qualcosa da mangiare rilassandosi un po' dopo che avete camminato tanto tempo, e per scaldarvi con tutto quello che riguarda caffetteria e dolci, un toast, una centrifuga, ma anche un souvenir magari da portare via come ricordo. E allora David vi aspetta con benvenuta, e anche tutta la zona della Val Canale vi aspetta con tante belle iniziative, ma anche se per caso state andando nella vicina Austria, avete un'ottima occasione proprio per fare una sosta di passaggio, un pit stop gustosissimo. Chiudiamo con la ciliegina sulla torta, anche perché veramente in questi giorni stiamo scoprendo quanto la gentilezza, la cordialità, l'abbraccio di casa facciano bene, soprattutto quando vai a gustarti qualcosa di buono. Oggi abbiamo parlato di calore e di passione, e sicuramente quando andiamo in dei luoghi dove ci trattano bene, dove ci fanno sentire a casa, dove ci coccolano un po', ci fa più piacere poi anche tornare. Quindi anche a questo sono dedicati i nostri consigli che vi diamo per andare proprio dalle persone giuste e sicuramente non farvi mancare nulla per quanto riguarda coccole, dolcezze e soprattutto buon cibo. Chiudiamo con la ciliegina sulla torta, la perla delle Dolomiti, ovvero Cortina, in questo periodo mostra il suo lato migliore, e noi andiamo sempre alla pasticceria Ghedina in località Grava di Sotto 9/A per prenderci il nostro dolcetto preferito. Anche lì hanno tantissimi dolci della tradizione, ma anche i più classici, da una biscotteria veramente super varia ma super attenta, fino ai pasticcini. Ad esempio un bel cestino di frutta con la frutta di stagione è perfetto anche per questi giorni. E fanno anche delle torte personalizzate, quindi potete anche telefonare e chiedere direttamente il vostro dolce preferito, oppure andare in questa bella vetrinetta, in questo luogo fatto tantissimo legno, bello anche così, molto cozy come si dice in inglese, e rilassarvi un po' scegliendo il vostro dolce preferito. E direi che così, anche con dolcezza, abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi, tra calore, minestre e cose che ci riscaldano il cuore. Noi ci risentiamo settimana prossima, ma continuate a seguirci anche sul nostro sito con un ricchissimo ricettario, tutto delle vostre ricette, e ovviamente su Facebook e YouTube con tutti i video delle puntate. Grazie a Igor Daviano, anche la nostra regia video. Ritroverete la puntata ovviamente sui nostri social e il nostro canale YouTube. Vi aspettiamo la settimana prossima, buon fine settimana con la musica di Radio.0. Ciao! Radio Chef, sfida al